30 anni di reclusione. Il Tribunale di Vicenza ha accolto la richiesta del pubblico ministero ed ha condannato Angelo Lavarra, la guardia giurata di 44 anni che a novembre del 2018 uccise la moglie Anna Filomena Baretta. Ordinato dal giudice anche il risarcimento a tutte le parti civili, compreso il comune di Marano, che aveva chiesto i danni simbolici, 1.000 euro quelli riconosciuti al comune, che saranno destinati alle attività dello sportello donna. Un omicidio, un femminicidio che aveva sconvolto il paese. Angelo Lavarra, poi reo confesso, aveva dato lui l'allarme chiamando il 118. Un suicidio, aveva detto la moglie, si era sparata con la sua pistola di servizio, ma le indagini successive hanno portato gli inquirenti ad una triste verità. Filomena era stata uccisa dal marito e il suo corpo, come poi confermerà lo stesso Lavarra, nascosto sotto il letto. L'uomo, nel suo racconto agli inquirenti, spiega i passaggi, i litigi, l'ennesimo, il colpo di pistola alla nuca, il sangue ripulito e poi il corpo nascosto sotto quel letto matrimoniale dove la coppia aveva dormito, nascosto alle figlie che erano tornate a casa. Oggi appunto arriva una sentenza che afferma una cosa importante, cioè afferma che la violenza di genere non ha cittadinanza. E quindi per la nostra comunità è un passaggio importante. In questi mesi, in questi lunghi mesi abbiamo elaborato questo lutto, questa grande tragedia con iniziative di solidarietà e di impegno civile. Ecco, questo impegno profuso dalla comunità, soprattutto concentrato sul futuro delle due figlie di Anna Filomena Baretta e sul ricordo di questa nostra concittadina, ottiene oggi un importante riconoscimento dal punto di vista giuridico e politico.